Cari soci, l'esercizio 2017 è stato per il nostro Confidi un altro anno di straordinaria intensità in uno scenario economico ancora in chiaroscuro. Da un lato, la ripresa economica ha allentato le tensioni occupazionali e migliorato le prospettive di crescita per le imprese con spiccata propensione all'export. Dall'altro, la congiuntura favorevole non ha trainato tutti i settori economici. Ne è emblema, per esempio, il settore delle costruzioni. E non ha dissolto gli effetti della crisi del sistema bancario, che specie nel nostro territorio ha lasciato profonde ferite. Da 8 lunghissimi anni di crisi, nel 2017 si iniziano a consolidare alcuni segnali di ripresa. I primi mesi del 2018 confermano tale tendenza, ancorché in un contesto globale circondato da incertezze. Tale complesso di venire non ha impedito al nostro Confidi di mantenere ben dritta la barra del timone, navigando con sicurezza e serenità a tutela dei soci, svolgendo un crescente ruolo di riferimento nel sistema locale e nazionale dei Confidi. Anche nel 2017 il Confidi ha operato, salvaguardando la qualità delle garanzie concesse, in piena continuità con l'abituale politica di sana e prudente gestione. I positivi risultati conseguiti sono conferma della volontà di una gestione che da sempre punta a coniugare lo sviluppo con l'efficienza e il rafforzamento aziendale. Grazie alla solidità degli assetti patrimoniali e organizzativi, il nostro Confidi è stato protagonista di un intervento di mutualità di sistema, con l'incorporazione di Brentafidi Bassano Padova. In questo quadro il Confidi ha proseguito con inalterata attenzione la tradizionale politica di mutualità sociale e territoriale che lo contraddistingue, mantenendo le imprese socie al centro della vita aziendale. Oggi vogliamo condividere con tutti voi questa nostra esperienza di intenso coinvolgimento e partecipazione, forti di rinnovato slancio per realizzare i nuovi progetti che abbiamo ben presente davanti a noi, sapendo che il futuro richiede rigore, discernimento, competenza e coraggio. Con questo sguardo realistico ci vogliamo proporre all'Assemblea odierna.